La nostra Chiesa diocesana vive oggi un momento di particolare solennità e di festa, perché celebra il suo patrono, San Tiziano, vescovo e confessore. La generosa carità e la sua limpida fede fecero di Tiziano un grande vescovo, forte nell'annuncio del Vangelo, fervente nello spendersi per la Chiesa. Dopo la sua morte, nel 632, venne presto venerato come santo e le sue spoglie furono traslate a Ceneda, divenuta nuova sede vescovile della diocesi. Nella cripta di questa chiesa cattedrale sono ancora custodite le sue reliquie, che venereremo al termine di questa Eucaristia. Continui ancora il Tiziano, vescovo e patrono nostro, ad intercedere presso il Signore il dono dello Spirito Santo, a sostegno del cammino della nostra Chiesa, nella testimonianza della carità e nell'annuncio del Vangelo. Prepariamoci a vivere questa liturgia di lode, accogliendo la processione d'ingresso con il canto Io sono il buon pastore, che troviamo nel pieghevole predisposto.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucaristia, riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliamoci sotto la potente mano di Dio, perché ci esalti nell'ora della sua visita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, dei santi apostoli Pietro e Paolo, di San Tiziano, nostro patrono, e di tutti i santi, Dio Onnipotente e Misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Preghiamo. O Dio, sorgente della vita, che nel tuo spirito di verità e di amore hai illuminato i nostri padri con la luce della fede e li hai sostenuti nella fedeltà del Vangelo con il ministero di San Tiziano Vescovo. Concedi alla nostra Chiesa di crescere nella conoscenza e nella fede del tuo nome, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Annunciate tutti i popoli le meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate a tutti i popoli. Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza,
Date al Signore la gloria del suo nome. Annunciate a tutti i popoli. Dite tra le genti, il Signore regna. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi, non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi, secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia, le eserciti secondo ciò che detta la fede. Chi ha un ministero, attenda al ministero. Chi insegna, si dedichi all'insegnamento. Chi esorta, si dedichi all'esortazione. Chi dona, lo faccia con semplicità. Chi presiede, presieda con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le compia con gioia. La carità non sia ipocrita. Detestate il male, attaccatevi al bene. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito. Servite il Signore, siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessità dei santi. Siate premurosi nell'ospitalità. Parola di Dio.
Venite dietro a me, dice il Signore, vi farò diventare pescatori di uomini. Degnamente il Vangelo di Gesù nel nome del Padre, dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide 2 barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì su una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e 2 le barche fino a quasi affondavano. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva preso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. La festa di San Tiziano cade quest'anno in un tempo ancora appesantito dalla pandemia. Ne abbiamo parlato proprio l'anno scorso, come vivere questa festa in tempo di pandemia, ma anche un tempo caratterizzato ecclesialmente da quell'impegno a riflettere e a muoverci nella linea della sinodalità insistentemente propostoci
da Papa Francesco. Camminare insieme, ognuno con il proprio dono. Così abbiamo intitolato il tratto di cammino che siamo chiamati a percorrere quest'anno e sicuramente anche gli anni prossimi. Camminare insieme, ognuno con il proprio dono. La seconda lettura che abbiamo appena ascoltato, tratta dalla lettera ai Romani, ci parla proprio di questo. Abbiamo doni diversi secondo la grazia di Dio data a ciascuno. Ma come percepire e conoscere, come valutare questi doni dati a ciascuno e come armonizzarli con quelli degli altri per camminare insieme? E questa è la sfida che abbiamo davanti, a cui dobbiamo rispondere. Ebbene, mi sono soffermato, perché mi ha particolarmente colpito, un versetto di queste abbondanti letture che abbiamo ascoltato, anche per far capire come a volte basta un versetto solo per saziare la nostra sete. E il versetto 3, proprio il primo versetto della seconda lettura. Siamo nel capitolo 12 della lettera ai Romani, dove inizia la parte cosiddetta esortativa dello scritto paolino. E l'Apostolo introduce, abbiamo sentito, solennemente quello che sta dicendo. Non lo butta lì, no? Introduce solennemente, appellandosi alla grazia di Dio che gli è stata data e che lo spinge appunto a dire quello che dice. Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi, e giù. La prima parte di questo versetto 3, che è fatto di 3 piccole frasi, la prima parte sembra di puro buon senso umano. Non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi. Sappiamo tutti per esperienza che chi si valuta in maniera esagerata va incontro ad amare delusioni e il suo modo di fare ha delle ricadute estremamente pesanti anche sulla vita delle altre persone, è l'esperienza che facciamo. Non valutarsi dunque più di quanto è conveniente valutarsi. La seconda parte del versetto ribadisce invece quello che è giusto e auspicabile e doveroso fare. Valutatevi invece in maniera da avere di voi una giusta e saggia valutazione. Avere una saggia e giusta valutazione di sé. Ma uno dice, è proprio quello che non è facile fare, è proprio quello che cerchiamo di fare. Ma come si fa? È la terza parte del versetto che mi sembra la più interessante, più illuminante, perché dà un'indicazione precisa. Ciascuno si valuti secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. In altre parole, per non valutarsi più di quanto è conveniente fare, per valutarsi in modo da avere una giusta valutazione di sé, dice San Paolo, è necessario che questa valutazione, questo giudizio, questa presa di coscienza, chiamiamola come si vuole, di se stessi, avvenga per ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. Non è così facile e immediato spiegare bene questa espressione, ma credo che si possa comprendere in questo modo. Tu avrai di te una giusta valutazione se saprai guardarti, conoscerti, comprenderti, viverti dentro ad un atteggiamento di fede. Questa fede di cui parla San Paolo è evidentemente l'atto di fede,
non immediatamente le verità della fede, anche certo le verità della fede, ma è l'atto della fede. Un atto complesso, come sappiamo, frutto di intelligenza e volontà. Atto deriva da agire, un atto, quindi qualcosa di concreto. È la fides qua, di cui ci parlavano i teologi, no? La fides qua creditur, l'atteggiamento con cui ci si fida e ci si affida concretamente al Signore. Non dimentichiamo poi un'altra cosa, che San Paolo qui parla ai componenti di una comunità cristiana, e di una comunità cristiana particolarmente fervente come quella di Roma. Parla quindi a persone che poco o tanto hanno già una vita di fede, a ciascuna delle quali Dio ha già dato una misura di fede secondo il suo volere. Non parla immediatamente agli uomini in generale, perché uno potrebbe dire, ma questo è valido per noi cristiani? Beh, intanto è valido per noi cristiani, certamente, anche se io sono perfettamente convinto che quanto dice ai cristiani possa essere valido per ogni uomo e donna di questo mondo. Quanto più tu guarderai a te stesso con questo atteggiamento concreto di fede, fatto di ascolto, di fiducia, di affidamento, di disponibilità a lasciarti guidare dal Signore, tanto più tu avrai una giusta valutazione di te stesso. È importante questo, ma credo proprio di sì, perché normalmente noi, e non parlo degli uomini in generale, ma parlo anche di noi componenti consapevoli di una comunità cristiana, quindi battezzati, noi normalmente diciamo un'altra cosa. Diciamo così, tu avrai una giusta valutazione di te alla luce dell'esperienza maturata, alla luce delle conoscenze e delle competenze acquisite, alla luce dei riscontri, dei feedback, si dice, che ti vengono dati dagli altri. E inoltre, molto importante oggi, avrai una giusta valutazione di te alla luce del contributo che le scienze umane potranno darti, in modo particolare la psicologia. Certamente c'è molto di vero in tutto questo, molto di vero, e tuttavia non è tutta la verità, se non altro a proposito anzitutto del nome che noi diamo alle nostre qualità. Se noi non facessimo riferimento a un donatore, lo chiamo così, ma sappiamo chi è, le chiameremo capacità, le chiameremo risorse, ma non doni, non doni. Se non facessimo poi riferimento a quel donatore buono che è il Padre di cui ci parla Gesù e del cui amore Lui ci ha dato l'espressione, la misura, questi doni non verrebbero usati, certamente non verrebbero usati come ci indica San Paolo, cioè secondo la carità, nel dono di sé agli altri. Non verrebbero donati. Dio me li ha dati, guai che me li tocca. Chiamandoli doni, come fa San Paolo, noi riconosciamo noi stessi, la nostra intera vita, le nostre capacità, le nostre risorse come frutto di una grazia data a ciascuno di noi, superando la tentazione sempre in agguato di considerarli cosa nostra, proprietà esclusivamente nostra. Una tentazione a cui San Paolo stesso risponde: quello che tu possiedi qualcosa che non ti sia stato dato? Quello che possiedi non l'hai ricevuto, e perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Nella prima Corinti, capitolo 4. È in questo modo che noi valutiamo in modo giusto e saggio ciò che siamo e ciò che abbiamo.
riconoscendoci preceduti e accompagnati da una grazia, cioè da un amore gratuito che ci ha fatto dei doni per il bene nostro, certamente, e insieme, inseparabilmente, per il bene di quell'unico corpo di cui ciascuno è parte, di quel corpo in cui noi siamo membra gli uni degli altri. Purtroppo, con la massima evidenza, tutto questo non basta saperlo. Non basta saperlo. Le robe qua le sappiamo, non basta saperlo. Non basta quindi la fede intesa come verità rivelate. Le conosciamo. Noi preti le insegniamo anche agli altri. Ma quanta fatica facciamo a credervi davvero e a conformare a queste verità di fede il nostro sentire e il nostro operare. Mi limito a una sola delle conseguenze di quella giusta valutazione di sé che San Paolo indica come frutto della fede. Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Abbiamo appena ascoltato queste frasi, frutti di una giusta valutazione di sé, come frutto di un dono e come impegnati a far dono agli altri di questo dono che noi siamo. È proprio per questo che quel camminare insieme a cui ci invita Papa Francesco richiede una profonda conversione. La richiede da parte di ciascuno di noi e dell'intera nostra comunità, secondo la misura di fede che Dio ha dato a ciascuno. E in una cultura profondamente individualistica come quella in cui noi viviamo, non meravigliamoci se questa conversione è particolarmente impegnativa e difficile. Qualcuno potrebbe, a me stesso era venuto questa obiezione, ma questi sono discorsi un po' troppo intimistici, sono discorsi spiritualistici, sono discorsi poco reali. E mi sono domandato, ma è realistico, è più realistico fare questi discorsi o pensare a un camminare insieme in questa cultura in cui ciò che prevale è la mentalità e la cultura del diritto? Il diritto al figlio, per esempio, come una cosa, il diritto a qualsiasi altra cosa, che è molto diverso dalla mentalità e dalla cultura del dono. Ecco, io credo che pensare di poter camminare insieme in una cultura in cui non ci si converte alla mentalità del dono, accolto con riconoscenza e umiltà e donato, è assolutamente impossibile, è illusorio, assolutamente irrealistico. È molto, molto, infinitamente più realistico dire no, abbiamo bisogno di questa conversione in cui ci riconosciamo davvero frutto di un dono e umilmente e con riconoscenza ringraziamo il Padre di questo dono e impariamo a donarci, gareggiando nello stimarci a vicenda. Pensate. Ripeto, è difficile. Non guardo a me stesso, ma penso che sia difficile per tutti camminare insieme in questo modo, altrimenti non è possibile camminare insieme, neanche illudiamoci di farlo. Ecco, penso che i tempi in cui è vissuto il nostro patrono Sant'Iziano, che oggi festeggiamo, non siano stati certamente più facili per realizzare quel camminare insieme che dovrebbe sempre caratterizzare la vita della Chiesa. Forse non c'era questa mentalità soggettivistica e individualistica che c'è oggi, c'era una mentalità in cui ci si affidava di più ai capi, alle autorità, però in quel momento le autorità erano spaccate, erano in conflitto. Quindi cosa voleva dire camminare insieme? E quindi non stupiamoci neanche oggi, come in passato, delle difficoltà, della limitatezza di risultati che a volte deludono le nostre aspettative. Non scoraggiamoci, chiediamo invece di saper corrispondere, magari convertendoci giorno dopo giorno, alla misura di fede che Dio ha dato a ciascuno di noi, sicuri che ne ha dato ad ognuno in modo sufficiente. Pensiamo che qualcuno ne abbia dato e altri no, alcuni ne ha dato sufficiente, dipende da noi accoglierla.
Chiediamo insistentemente l'aiuto della grazia del Signore e l'intercessione di coloro che ci hanno preceduto nella fede e si sono sforzati di viverla anche in tempi difficili, magari più difficili dei nostri. Penso a padre Cosma Spessotto, martire della fede in El Salvador. Penso a Monsignor Albino Luciani, che anche lui ha vissuto in tempi non così facili. E chiediamo la loro intercessione. Il Santiziano, in modo tutto particolare, interceda per noi, sia esempio luminoso di fede, di speranza, di carità e sostenga con la sua intercessione anche il cammino della nostra Chiesa. Credo in unum Deum. Et unum Dominum Iesum Christe, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Qui propter nos homines et nostram salutem descendit decenis. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et ascendit in ciel, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificante, qui ex Patre Filioque procedit.
et apostolicam ecclesia. Et expecto resurrectionem mortuorum. Fratelli e sorelle carissimi, dopo aver ascoltato la parola che il Signore ci ha rivolto in questa solenne liturgia in onore di San Tiziano, vescovo e patrono nostro, rieleviamo a Dio la nostra preghiera unanime. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, perché vivendo il Vangelo che annunzia, sia nel mondo il segno dell'amore gratuito e universale del Padre, noi ti preghiamo. Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti, perché siano pastori secondo il cuore di Dio, docili alla voce dello Spirito, fedeli dispensatori della parola e dei sacramenti, noi ti preghiamo. Per coloro che ricoprono ruoli di responsabilità a livello civile, militare, politico o sociale, perché vivano il proprio compito con dedizione e onestà, specialmente nell'impegno a favore dei più deboli, di coloro che sono emarginati o di chi vive situazioni di particolare povertà. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per gli ammalati affetti da coronavirus, perché il Signore li aiuti a portare la croce e ad affrontare il calvario della malattia, sempre con la speranza della guarigione nel tempo e della salvezza nell'eternità. Preghiamo. Per le comunità religiose, per le associazioni, per i gruppi laicali, perché fedeli al loro carisma, sotto la guida del successore di San Tiziano, cooperino alla crescita della comunione ecclesiale. Noi ti preghiamo. Per noi qui riuniti in questa celebrazione, perché lo Spirito Santo, sull'esempio del nostro Santo Patrono, ci dia l'intelligenza dei segni profetici del nostro tempo e ciascuno di noi operi per rendere presente il Vangelo nel mondo in cui vive. Noi ti preghiamo. O Dio nostro Padre, guarda il tuo popolo che si affida a te in preghiera. Tu che un giorno ci donasti come pastore e guida il vescovo Tiziano, continua a sostenere i nostri passi nella fede, perché sia più forte la speranza e operosa la carità, nella vigilante attesa di contemplarti, santo fra i santi, nella gioia senza fine del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Possiamo sedere. Inizia ora la liturgia eucaristica, in cui la parola di Dio che abbiamo ascoltato si fa presenza in mezzo a noi, nei segni del pane e del vino consacrati. Accompagniamo la processione offertoriale con il canto Ecce Sacerdos.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e della vita dell'uomo. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della vita Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa. Con timore e amore ci accostiamo, o Padre, al tuo santo altare, nel glorioso ricordo di San Tiziano. Accogli la nostra offerta e rendici sempre lieti nel tuo servizio per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella testimonianza di fede di San Tiziano Vescovo, tu hai reso feconda la tua Chiesa con la forza creatrice del tuo Spirito e anche nel succedersi dei gravi avvenimenti che hanno turbato il suo cammino, l'hai conservata in una costante e fedele unità, donandole un segno sicuro del tuo amore. Il grande esempio e la fraterna intercessione del Santo Patrono ci sostengono nel cammino della vita, perché si compia in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.
Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra il tuo spirito, con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano nostro patrono e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocata alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Con uno sguardo scambiatevi il dono della pace. Pace a te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare.
ci disponiamo all'incontro sacramentale con il Signore Gesù, morto e risorto, e presente in mezzo a noi nell'Eucaristia. La Santa Comunione, oltre che davanti all'altare, sarà distribuita anche nelle navate laterali. Accostiamoci con ordine al sacerdote più vicino. Accompagniamo questo momento pregando insieme con il canto.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutrito di Cristo pane vivo, fa che seguendo l'esempio di San Tiziano ti onoriamo con fedele servizio e ci prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Il nostro venerato Padre Corrado, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, vescovo di questa Santa Chiesa che è in Vittorio Veneto, a nome del Romano Pontefice, impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Corrado, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Prima di impartire la solenne benedizione di San Tiziano, voglio ringraziare tutti coloro che sono qui presenti, tutti voi cari sacerdoti, diaconi, le autorità civili, le forze dell'ordine, gli ordini cavallereschi di Malta e del Santo Sepolcro e tutti voi cari fratelli e sorelle consacrati, consacrate, fedeli laici. Il momento della festa solenne del nostro patrono è un momento molto importante e simbolicamente e realmente prezioso per la nostra Chiesa. Fra pochi giorni, sabato prossimo per la precisione, la nostra Chiesa vivrà un momento pur in lontananza ma molto importante. Sarà dichiarato beato della Chiesa padre Cosmas Pessotto, un nostro diocesano, frate francescano di Mansuet, quindi proprio il nostro diocesano cresciuto nella nostra vita parrocchiale, diventato francescano, missionario e martire. Ecco, scrivo anche sull'azione che avere un martire non è una cosa di poco conto, è una cosa veramente straordinaria, è un dono grande, certo di sofferenza, ma anche di grande testimonianza, di grande speranza, perché abbiamo una persona che per Gesù ha dato tutto, per Gesù e i fratelli, anche la vita. Ed è davvero una luce di grande importanza per ciascuno di noi e per tutta la nostra Chiesa. Invochiamo il nostro santo patrono Tiziano che doni alla nostra Chiesa ancora esempi di santità, magari martiri, è difficile augurarcelo perché significa il martirio, l'uccisione di una persona, però santi che spendano la loro vita come dono al Signore, questo certamente sì. Avremo poi la gioia entro quest'anno anche di avere beato Papa Luciani, il nostro amato vescovo Monsignor Albino Luciani, e quindi un anno davvero eccezionale questo per la nostra Chiesa. E ringraziamo il Signore e chiediamo che quella santità, anche la santità della porta accanto di cui ci parlava Papa Francesco, cresca sempre più nella nostra Chiesa. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio nostro Padre, che oggi ci ha riuniti per celebrare la festa di San Tiziano, patrono di questa Chiesa diocesana, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Tiziano e in tutti i santi la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo che nel Vescovo Tiziano ci ha offerto un coraggioso testimone della fede e un sublime esempio di carità fraterna, vi renda capaci di vivere nella fedeltà al Vangelo per una vita santa.
Amen. E per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Tra qualche istante vivremo l'atto di venerazione a San Tiziano, di cui onoreremo le reliquie. La processione verso la cripta, dove si concluderà la celebrazione eucaristica, avrà l'ordine seguente: croce, cavalieri del Sovrano Ordine di Malta, membri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, vicari foranei ed episcopali, capitolo dei canonici, la reliquia del cranio di San Tiziano, il vescovo, le autorità. Tutti gli altri sono invitati a rimanere nei propri posti. Al termine della celebrazione, liberamente potranno scendere in cripta. Ci uniamo ora nel ritornello Padre Maestro e nel successivo canto. O glorioso San Tiziano, nostro patrono, ottieni alla nostra Chiesa di credere alla possibilità della santità e donaci la letizia e il coraggio di vivere le beatitudini del Vangelo nella vita di ogni giorno. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. O glorioso San Tiziano, pastore buono e forte, ti preghiamo per i sacerdoti della nostra Chiesa, perché insieme con il Vescovo Corrado diano testimonianza di vera comunione e con il loro servizio pastorale edifichino la comunità ecclesiale nella gioia dell'unità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
O glorioso San Tiziano, uomo di comunione e di pace, ti preghiamo per la pace nel mondo, una pace che sia frutto dell'intima unione di Dio con gli uomini nell'amore e degli uomini tra loro nella fraternità e nella concordia.
Guarda, Signore, la tua famiglia, che il Vescovo Santiziano generò con la parola di verità e con il sacramento della vita. Tu che ci hai dato con il suo ministero il primo germe della fede, per la sua intercessione comunica a noi la pienezza del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Si ricorda ai sacerdoti di ritirare in fondo alla cattedrale i pieghevoli del prossimo beato Cosma Spessotto, preparati dall'ufficio liturgico. Si ricorda inoltre la pesca di beneficenza nel patronato di fianco alla chiesa. Missa